celebriamo la Giornata Mondiale dell'Obesità, un appuntamento molto importante per ricordare come l'obesità oggi rappresenti un'emergenza sanitaria in crescente aumento. Ricordo che in Italia il 12% della popolazione è affetta da obesità e un po' più del 35% da sovrappeso, che significa che circa la metà degli italiani ha un eccesso di tessuto adiposo. Questo eccesso di tessuto adiposo implica un aumentato rischio di sviluppare il diabete, di sviluppare l'ipertensione, la dislipidemia e conseguentemente un aumentato rischio di avere un infarto miocardico acuto, un ictus, una vasculopatia in vari distretti dell'organismo. Oltre a queste problematiche cardiovascolari, l'eccesso di tessuto adiposo causa frequentemente problematiche a livello renale, a livello epatico, a livello osteoarticolare e aumenta il rischio di sviluppare neoplasie. Nella nostra regione esiste la Rete Veneta dell'Obesità e il Centro regionale per lo studio e la terapia integrata dell'obesità che ha sede in Clinica Medica Terza presso l'azienda ospedaliera di Padova. Questo centro offre alla persona con obesità la possibilità di un percorso di tipo integrato e multidisciplinare di cui vi illustrerà le caratteristiche il collega. L'elevata complessità clinica e le numerose complicanze legate all'obesità rendono necessario per la gestione di tale patologia un approccio multidisciplinare coordinato all'interno di un percorso diagnostico-terapeutico ben definito. Il Centro per lo studio e il trattamento integrato dell'obesità dell'azienda ospedaliera di Padova fornisce un'adeguata risposta per la gestione del paziente affetto da obesità di vario grado. I pazienti afferenti agli ambulatori specialistici Clinica Medica Terza, Clinica Chirurgica Bariatrica, più di 3.500 accessi annui fra prime visite e visite di controllo, vengono indirizzati a uno studio clinico molto approfondito, con particolare attenzione allo studio dei fattori di rischio cardiovascolari. I colleghi del Servizio di Nutrizione Clinica e dell'Unità Operativa della Medicina dello Sport assicurano inoltre un adeguato counseling alimentare e la prescrizione di programmi di esercizio fisico personalizzati. Pazienti con particolari indicazioni vengono poi indirizzati a un supporto psicologico specialistico. Per i pazienti affetti da grande obesità con peculiari caratteristiche cliniche vi è inoltre indicazione a uno studio genetico che viene eseguito presso il nostro laboratorio di ricerca. Al termine del processo di inquadramento, il paziente viene poi indirizzato all'iter terapeutico più appropriato, medico e/o chirurgico. Il trattamento medico dell'obesità si avvale in questo momento di nuove ed efficaci terapie farmacologiche, con importanti prospettive di sviluppo per il prossimo futuro. Abbiamo sentito che l'obesità è un qualcosa di prevalente nella nostra società e purtroppo a noi arrivano pazienti che sono sempre più affetti da un'obesità severa. In questi casi purtroppo non resta che proporre l'approccio chirurgico e l'approccio chirurgico deriva sempre, la proposta di approccio chirurgico è sempre conseguente alla valutazione multidisciplinare, come abbiamo sentito, prevista nel nostro percorso. L'approccio chirurgico si avvale non solo della chirurgia dell'obesità, ma anche della chirurgia post-obesità per trattare i dismorfismi funzionali che esitano in conseguenza della perdita di peso. L'obesità quindi non è una scelta personale o è una colpa, ma è una malattia cronica non trasmissibile come sono le altre malattie che noi tutti ben conosciamo. Il nostro centro è attivo per fornire ai pazienti con obesità i migliori trattamenti oggi disponibili, ma anche partecipa a quelle azioni di politica sanitaria, di comunicazione che cercano di affermare sempre più
l'importanza di considerare l'obesità come una malattia cronica e di fornire al paziente con obesità interventi terapeutici efficaci, possibilmente sotto l'egida del Servizio Sanitario Nazionale, e anche di fornire indicazioni per una più corretta prevenzione dell'obesità. Per questa ragione il nostro centro partecipa a tutte quelle attività di policy e di comunicazione che fanno parte dell'attività della Società Italiana dell'Obesità, dell'Associazione Europea per lo Studio dell'Obesità, anche in collaborazione con altri centri italiani e internazionali.